Alcune giostre sono già arrivate, altre arriveranno e poi in Campo Marzo ci sarà solo spazio per il divertimento, ma delle barriere stradali nessuno sa ancora nulla. Scatta la festa degli Otto che rappresenta l'inizio di un lungo percorso di iniziative tradizionali, culturali, religiose e sociali di grande importanza per il capoluogo iberico. E per un filotto simile è naturale che l'attenzione da parte delle autorità sia rivolta in particolar modo alla sicurezza. In Campo Marzo proseguono da tempo controlli serrati e maxi operazioni che vedono coinvolte le forze dell'ordine, la polizia locale e l'esercito. La città sarà naturalmente protagonista di moltissimi eventi in tutte le vie del centro storico, in particolare Campo Marzo ci sarà naturalmente il Luna Park che sta partendo, ci saranno degli eventi musicali e per questo motivo vogliamo far sì che i cittadini vicentini possano riappropriarsi della propria zona verde andando lì per stare con le famiglie, passeggiare e stare in assoluta tranquillità. Da questo punto di vista ho chiesto e ottenuto per mercoledì 28 un incontro col Comitato Ordine e Sicurezza per confrontarci su quali saranno le azioni per mettere in sicurezza poi la zona di rispetto di Campo Marzo e quindi in particolare del Luna Park. Sicurezza innanzitutto quindi e non passa giorno senza che ci siano controlli, identificazioni di soggetti sospetti e sequestri di sostanze stupefacenti. Abbiamo riscontri in quanto noi stiamo collaborando a queste operazioni che sono in atto da alcune settimane specifiche sulla zona, stanno dando frutti positivi e bisogna insistere naturalmente per far sì che i vicentini possano tornare anche alla festa degli Otto in assoluta sicurezza. Fin qui tutto bene, ma molti telespettatori ci hanno segnalato che per l'inizio della festa degli Otto e del Luna Park in Campo Marzo di solito venivano posizionati lungo via Roma in New Jersey per la sicurezza dell'area fieristica. Quest'anno non ve n'è ancora traccia e più di qualcuno storce il naso preoccupato. Resta da capire se i plinti di cemento verranno posizionati o meno nelle prossime ore.